sinceramente no. Non precisamente, ma beh, qualche rifiuto so che viene portato in discarica, ma poi il processo che viene fatto dopo non è molto chiaro. No, non mi sono mai posto il problema, non saprei dirlo. Beh, i differenziati, l'umido diciamo viene utilizzato per poi fare dell'humus e quindi gestito sotto questa forma. Quello che è plastica, ferro, acciaio, lattine, alluminio vengono riutilizzati per creare nuove cose. Ma direi che buona parte dei rifiuti urbani, dove è possibile, vengono riciclati tipo carta, tipo alluminio, tipo vetro. La parte bio e la parte secondaria riciclabile, fatto una certa, rientra nella produzione di compost, nei sistemi di compostaggio, può entrare nei sistemi di compostaggio. Per quanto riguarda la plastica, può rientrare in una produzione di rifiuti di qualità, il famoso CDR o CDRQ, in pratica per successive combustioni in sistemi autorizzati. No, non lo so, in effetti non ho mai seguito l'iter, mi fido del comune in cui abito. Questo non lo so e confermo, non lo so neanche io, mai informata sull'argomento. Il sito non lo so, non lo so. So che ci sono dei camion adibiti appositamente per quella funzione, ecco. Alla fine di tutto non saprei dire, però in un luogo giusto.